La tradizione vuole che per la festa dell'Epifania si collochino nel presepe le 3 statuine dei Re Magi e quasi sembra si completi e tutto si compia. Ecco la manifestazione del Signore a tutti i popoli della terra. Osservando la stella, quei saggi e ricchi signori dell'Oriente si erano messi in cammino verso Betlemme per conoscere Gesù e offrirgli oro per onorare la sua regalità, incenso, segno della sua divinità, e mirra, simbologia della sua umanità, che conoscerà la morte e la sepoltura. Guardando questa scena nel presepe, siamo chiamati a riflettere sulla responsabilità che ogni cristiano ha di essere evangelizzatore. Ognuno di noi si fa portatore della bella notizia presso quanti incontra, testimoniando la gioia di aver incontrato Gesù e il suo amore con azioni concrete quotidiane. I magi ci insegnano che si può partire da molto lontano per raggiungere Cristo. Sono uomini ricchi, stranieri sapienti, assetati di infinito, che partono per un lungo e pericoloso viaggio che li porta fino a Betlemme. Davanti al re bambino li pervade una gioia grande. Non si lasciano scandalizzare dalla povertà dell'ambiente, non esitano a mettersi in ginocchio e ad adorarlo. Davanti a lui comprendono che Dio, come regola con sovrana sapienza il corso degli astri, così guida il corso della storia, abbassando i potenti ed esaltando gli umili. E certamente, tornati nel loro paese, avranno raccontato questo incontro sorprendente con il Messia, inaugurando il viaggio del Vangelo tra le genti. Con questo quinto e ultimo video realizzato per il Natale 2020 dall'unità organizzativa regionale Lombardia-Veneto dell'Associazione Italiana Amici del Presepe, facciamo nostro il messaggio dei Magi. Cercare Dio è cambiare strada. I Magi non erano né turisti né vagabondi. Essi hanno cercato e hanno trovato. Poi, per un'altra strada, fecero ritorno al loro paese. E certamente non si saranno tenuti la cosa per sé, perché quando si è trovata la parola che cambia la vita, allora la gioia straripa, proprio come avvenne a loro che gioirono di una grande gioia. La parola incontrata è incontenibile e il minimo che si possa fare è passarla agli altri. Il cristiano, infatti, è un portavoce, un passaparola, un ponte tra i popoli, un messaggero di pace. Lascia che i tuoi passi corrano. Quando stenti a tenere il passo nel cammino della vita, spiega la vela. Lascia che il vento la gonfi. Il soffio di Dio ti condurrà senza fatica se solo ti manterrai saldo al timone. Quando gridi verso di Lui dal fondo del tuo abisso, credi che Egli ti ha già preceduto. Non c'è invocazione che vada perduta, non c'è anelito che Lui non conosca. Egli ti ha già colmato d'amore. E allora canta, grida di gioia e lascia che i tuoi passi corrano ancora lesti sul sentiero della vita, là dove Egli ha già costellato di luce il tuo cammino. E assaporerai una beatitudine infinita che darà pace al tuo cuore.